Ciao amici, benvenuti al 77esimo episodio della nostra lunga partita. Nello scorso episodio abbiamo vassalizzato Algeri. Penso che dovremmo cercare pian pianino di migliorare le relazioni con loro, però non c'è troppa fretta, ci vorrà qualche anno. Eh, Qui abbiamo un generale da togliere dal suo incarico. Allora, adesso credo sia il giusto momento. Questa guerra la facciamo proseguire perché una crociata ci dà aiuto. Stiamo un po' recuperando la nostra manodopera. Penso possa essere il momento giusto per dichiarare guerra al Portogallo. Magari facciamo aspettare ancora 1 o 2 mesi, però facciamo passare, non aspettare. Poi direi che dovremmo proprio dichiararla questa guerra per evitare che finiscano questa colonia. Preferisco poterla sistemare io. Allora, qui probabilmente presto finirà anche questa colonia. Allora, abbiamo 2 colonie, ne stiamo creando altre 2. Questa sarebbe la terza, ci costerebbe un po'. Cioè perché, no, scusate, serve la quinta, non la terza. Però qui, prima che arrivi, ce ne vuole. Vedremo, insomma, non credo sia molto difficile conquistare questa zona che è completamente priva di soldati. E poi direi di espanderci anche in queste 2 province che non producono beni molto preziosi, ma sono province ricche. E allo stesso modo in tutta questa zona. Potremo insomma espanderci. Intanto vedo che qui la maggior parte dei problemi sono stati risolti. Una cosa che vorrei fare è aumentare un po' i miei introiti, aumentare un po' le tariffe a Nuova Venezia. Purtroppo costa un po'. Allora, però un pochino non gli farà male. Allora, abbiamo comunque già degli ottimi introiti. Ok, fate pure l'assemblea coloniale, diplomatico. Allora, abbiamo il nostro diplomatico già. Abbiamo ottime relazioni noi in teoria. Un po' meno l'Austria. Allora, vediamo come procede la vostra colonia. Per arrivare qui ci vuole un sacco di tempo, quindi ok. Qui abbiamo 700. Beh, ci vuole comunque ancora un po' per finirla, quindi allora, qui naturalmente cerchiamo di alleviare le pene dei poveri nativi affetti da malattie. Mm. Bene, finalmente questi sentimenti di ribellione si stanno spegnendo un po' in tutto il nostro impero. Possiamo anche migliorare la manovra dei nostri generali, ok. Qui arriverà presto un'armata. Io appunto penso che ci convenga, intanto che la Francia non ha altre guerre in corso, attaccarla, che così. Così insomma ci aiuterà. Vediamo se è disposta a entrare nella guerra famosa col Portogallo che vogliamo scatenare. Dato che tutto sommato abbiamo riportato la stabilità nel nostro impero, non abbiamo nessuno da integrare al momento, quindi stiamo in un certo senso perdendo tempo. Allora, andiamo subito al confine portoghese. Sono alleati con la Spagna che porterà a sua volta, forse la Scozia, non ci importa. Allora, ecco, richiamiamo pure questo diplomatico e poi teniamoci pronti a dichiarare la guerra.
Allora, vogliono rimpiazzi, sempre rimpiazzi volete? La Svizzera ha lasciato la coalizione contro di noi, un'altra buona notizia, insomma. Ma in realtà, se non fosse che Genova ha stretto delle forti alleanze, vabbè, potremmo anche dichiarare guerra a Genova in realtà, però prima facciamo quella del Portogallo. Ormai non dovremmo più preoccuparci troppo delle alleanze degli altri. Allora, probabilmente ci conviene andare comunque a recuperare anche questi altri. Qui siamo un po' scarsi di cavalleria. Vabbè. Chi osa togliermi un solo cardinale? Non potrete. Appunto. Li voglio tutti per me. Ok. Vediamo se la Francia ci aiuterà. Sì, anche l'ANSA, ok. Aiutateci. Colonialismo, ma io direi più conquista di Beira. Allora, abbiamo solo Beira come... Sì, perché non confiniamo del resto con nessun'altra provincia. Probabilmente li aiuterà la Spagna. Usiamo conquista come casus belli, chiediamo l'aiuto agli alleati e mandiamo la dichiarazione di guerra. Ok. Ciao. Allora, beh, tu sei il migliore. Vediamo cosa succede. La Svezia ha dichiarato guerra alla Danimarca, tanto per cogliere l'occasione. E la Spagna e anche i Maicani hanno onorato l'alleanza. Allora io direi che a sto punto qui ci conviene andare ad attaccare. Sì, i Maicani, dove siete? L'ultimo dei Maicani, qua. Siete proprio finiti praticamente. Ok, abbiamo tutte le armate necessarie per fare i nostri comodi, quindi. Allora, vediamo subito. Siete... Ui. Ah no, è andato tutto bene. Penso che sconfiggeremo la flotta. Allora, arrivate il 28 voi. Avete fatto terra bruciata? No. Non credo sia neanche molto efficace come tattica, ora come ora. Vedo che i francesi sono già in arrivo. Allora, questi come facciamo a farli passare? Forse era meglio farli passare prima. Voi siete infuriati, non si sa perché. Voi invece me lo dareste l'accesso. Ok. Qui abbiamo altre flotte. Qui stiamo stravincendo a quanto pare. Evidentemente non sono ancora caracche, insomma, sono rovinati questi qua. Bravi, avete fatto la mossa che vi rovinerà. Oie. Forse. O forse invece saremo noi a essere rovinati, non si sa questo. Voi arriverete. Ok, qui abbiamo conquistato pure una nave. Qui arrivano il 9. Purtroppo per un pelo non abbiamo fatto... Ah, naturalmente i portoghesi hanno avuto l'ottima idea di dare un generale mentre erano nel nostro territorio perché è uno dei privilegi del computer, possiamo dire. Qui andiamo in minoranza. Accidenti. In minoranza numerica, non è una buona idea.
Però pare che arrivino i rinforzi. E allora speriamo nei rinforzi. Abbiamo affondato completamente sta flotta. Insomma, ci costerà un po'. Magari potremmo implementare un po'. Cavoli, siamo. Come abbiamo fatto a diventare così ricchi di colpo? Si vede che con la riduzione della sovraestensione gli introiti sono migliorati di moltissimo. Anche perché adesso abbiamo. Cioè, ci converrebbe di sicuro. Guadagniamo però molto più di commercio, eh? Sì. E... Però ci converrebbe probabilmente iniziare a usare anche certi consiglieri di 3 stelle, visti i nostri. Ok, abbiamo distrutto la flotta spagnola. Allora, qui c'è la Francia. Ecco, cioè, abbiamo fatto qualche scoperta geografica, a quanto pare. Allora, il Portogallo qui mi sono dimenticato di invaderlo. Aspetta. Ok. Qui dovremmo essere al sicuro al momento. Naturalmente direi che a sto punto possiamo prendere pure questa missione. Allora, ok. Facciamo anche capo a sto punto. Allora, abbiamo un diplomatico libero. Hmm. Come usare il diplomatico? Beh, possiamo mandarlo magari qua. A mantenere buono il vicinato. Purtroppo i nostri nemici hanno il livello militare migliore. Qui il re non è ancora morto. Aie, esattamente quello che non volevo. Allora, voi però arrivate. Ci impiegate un po' a arrivare a Caceres. Ragazzi, sbrigatevi. Sbrigatevi. Stiamo facendo una strage. Non arriviamo in tempo, mi sa. Allora, dov'è la nostra flotta? Un po' lenta. Eccoci. Siamo dovuti ritirare. Ok. Vediamo se i francesi riescono a scatenare un attacco. Ok. Anno eccellente, questo era quello di cui avevamo bisogno per la manodopera. Allora, potremmo, se reclutassimo ora un generale, immagino che la nostra tradizione militare andrebbe alle stelle, ma. Cioè, no, la capacità dei nostri generali sarebbe ottima, più che altro. Assimilazione. Ecco, questo è un ottimo evento. Vediamo cosa sta succedendo qua. Allora, qua ci vuole un anno per arrivare. Io direi, prima di tutto, di fare quelle 3 navi che dobbiamo fare da un po' di tempo. Magari a Venezia e poi. Poi è uguale. Facciamole qua. Ok, pare che i francesi abbiano vinto. Allora, vediamo un po' come sta andando. Perché in effetti qui la situazione è un po' complessa. Allora, ah no, questi possono rimanere. Non ci sono rivolte in Messico. Allora, qui ecco il caso di fare un'invasione coi fiocchi. Qui ci sono delle province che noi vogliamo e che avremo. Allora, allora, una vada qua, una vada qua, una vada qua.
Tanto non avete fortezze, peggio per voi. Allora, qui siamo arrivati, probabilmente possiamo anche difendere. Allora, voi dovete andare di qua. Sarà un po' più difficile forse raggiungere tutte queste regioni del nord. Qui c'è anche le armate. Mm. Vabbè, però non credo sia troppo difficile. Allora, Treviri da che parte sta? No, sta la nostra. Deve essere il nostro vassallo, evidentemente. Oh, bene, abbiamo un nuovo cardinale. Ok. Potremmo anche tentare di conquistare questo. Nulla ce lo impedisce, dai. Andiamo alla conquista di un nuovo cardinale. Probabilmente ci conviene assegnare a questo il generale. Ciao Dio. Avete una fortezzona. Allora facciamo così. Ok. Grazie, bloccate voi pure. Brandeburgo è una successione. Beh, è uno stato piccolo, però non vale la pena di impegnarci col Brandeburgo. Magari aspettiamo la fine mese che si aggiustano le navi. Bene, abbiamo completato l'obiettivo. Possiamo anche passare a una nuova decisione. Wow, un nuovo mercante, ecco. Abbiamo una stazione di commercio nell'estremo oriente, perciò abbiamo un sacco di benefici, devo dire. Fondiamo la compagnia di commercio indiana. Compagnia delle Indie orientali sarebbe tipo. Il nostro interesse in una compagnia delle Indie orientali è basato principalmente nelle speranze e nelle ambizioni suscitate da enormi profitti prodotti dall'iniziale, insomma, avventure di altre compagnie. Nello stesso tempo
c'è un desiderio da parte di Ferdinando I di avere un ruolo dominante nel mondo commerciale contemporaneo, un desiderio che non è necessariamente eh, abbracciato completamente, insomma, dai mercanti locali della nostra nazione. Va bene. Allora, abbiamo un nuovo mercante, la cosa principale. Non abbiamo missioni. Potremmo migliorare le relazioni con la Savoia, il che non ci importa per nulla, maledizione. Eh, allora, il mercante. Dove mandare un mercante? Eh, scusate, 30 ducati a Siviglia? Mm, non è male come idea. Siviglia è abbastanza ricca. Lubecca anche ricchissima, ma noi non abbiamo potere a Lubecca. Purtroppo. Allora. 5 ducati, 3 ducati. Cioè, qui non c'è questo grande profitto che possiamo fare. Io direi di mandarlo a Siviglia. A meno che non lo volessimo spedire, però no. In Oriente non è il caso. Se no, spedirlo a Costantinopoli non ha senso. Allora, quindi noi lo mandiamo a Siviglia. Filippo Boncompagni, vai pure nelle direzioni che ti abbiamo indicato. Stiamo facendo un po' un disastro qua. Allora, io direi che la cosa migliore... Quanto è grande l'armata nemica? Non è piccola. Però io direi che può bastare questo, magari un po' rinforzato. Rinforziamo questo. Allora, creiamo una bella armata, dai. Dai, magari... Ok. Può bastare così? Penso di sì. Però ho fatto il contrario, maledizione, no. Ok, quindi dovevano essere questi. Ok. Esattamente, facciamo così. Tu vai a Leon. Voi altri invece iniziate l'assedio qua e proseguite. Allora, qui abbiamo... No, ok. Mandiamo questa flotta a Venezia. Accidenti, la Persia e gli ottomani si sono uniti, sembra quasi facciano apposta. Ah, ma si sta ritirando. Potrebbe essere l'occasione. Probabilmente vanno a Toledo. Un diplomatico è tornato alla Russia. Allora io direi che voi potreste anche andare nel nord. Questo che è tornato alla Russia dove lo mandiamo? Beh, contro gli ottomani in realtà non serve. Una bella questione. La Svezia abbiamo già migliorato, magari in Danimarca di nuovo. Non abbiamo buoni obiettivi purtroppo. Eccoli. Ok, abbiamo integrato il Tennessee. Qui non avevo notato la ribellione.
folle. Allora, vediamo un po'. Io andrei anche all'attacco qua. Se avete solo questi uomini, potremmo anche farcela a conquistare l'intero stato coloniale. Allora, vediamo come sta andando qua. Direi che potrebbe essere anche il momento adeguato per spedire. Allora, ma sì, spediamo. Allora, io richiamo questo da qua. Ok, naturalmente loro ne hanno approfittato per ribellarsi. Io mi prendo la colonia. Grazie. E mandiamo il colono. Naturalmente questo produrrà dei costi esorbitanti. Credo. Ah, no, non finché non... Ma sì, adesso ne abbiamo già... Non so perché per il momento non sono ancora esorbitanti, ma lo saranno presto. Quanto sono forti questi? Livello 12, non sono molto forti. Come neanche la Persia è forte, non è un problema. Il 16 settembre arriviamo prima noi. Quindi, no. Andiamo a Madrid. Non siamo partiti bene. E il loro ottimo livello tecnologico li avrà favoriti, ma li abbiamo annientati, quindi favoriti fino a un certo punto. Sono rimasti senza generale, vabbè. Allora io direi di usare un po' di cannoni qua. Ok, qui abbiamo ingaggiato il nemico. Buonanotte. Ok, abbiamo cambiato la cultura anche a Gorizia. E diciamo che ormai tutta l'Italia è italiana. Abbiamo perso il commercio però, attenzione. Che cavoli di commercio abbiamo perso? Non si capisce bene perché. Cavoli, abbiamo avuto un incremento di davvero stupefacente negli introiti. La Russia, come vedete, non ha avuto lo stesso andamento positivo. La Francia, naturalmente, rimane una nazione molto importante. La Svezia, a quanto pare. Vabbè, e l'inflazione, come siamo messi in inflazione? Stiamo pian piano scendendo, si spera. Ma noi volevamo vedere il commercio, vediamo un po'. Cacao, tabacco, zucchero, schiavi e avorio rimangono i nostri focus di commercio, mentre a quanto pare abbiamo perso il commercio al vino. È davvero crollato, peccato, però spero di poterlo riconquistare il prima possibile. Dove se ne vanno? A Salamanca? Arriverei il 9. Credo che ti ritirerai, bravo. Non hai molte possibilità in questo modo, devo dire. Ah no, arrivi tu prima. Sempre prima tu, vabbè. Ah, perché hai le marce forzate, eh?
Tra poco le avrò anch'io, ma in realtà qui forse... Allora, vediamo un po' di fare una cosa più bilanciata. Perché non stiamo assediando Barcellona? Questa è una bella domanda. Un'ottima domanda. Allora, direi di lasciare quel tanto che basta qua. Probabilmente dovremmo inviare anche la nostra flotta. Allora, questi sarebbero i navaio che in qualche modo sono ritornati all'attacco. Questi sono più preoccupanti, devo dire. Allora, qui immagino che le fortezze siano tutte da 1000, il che le rende facilmente vulnerabili. Grazie, Canada, ecco. E questa guerra sta andando benissimo, naturalmente. Allora, vediamo se... riusciamo nell'attacco. Ok. Procediamo. Qui dovremmo avere dei costi altissimi, ma a quanto pare no, perché sarà finita quella colonia. No? Allora, abbiamo una colonia qui. Una, due, qui sono tre. Poi la quarta, si vede che non abbiamo una quinta. Quindi non ne abbiamo di troppo. Ah, ottimo, dai. Temevo che finissimo per avere 6 colonie, ma effettivamente devo aver sbagliato nel conto. Mantenetelo, mantenetelo, va bene. Allora, io direi qui facciamo 1, 2, 3. Facciamo 1, 2, 3 qua. Bene, abbiamo finito di integrare tutte le province. Qui abbiamo convertito, bene. Insomma, va tutto per il meglio, possiamo subito dire. Ok. Andiamo pure ad Aragona. La Bavaria ci ha insultato, la cosa ci preoccupa davvero moltissimo. Ok, abbiamo devastato anche questa. Voi andate a Madrid.
e io non riesco a impedirvelo. Ecco, questo invece va un po' peggio. Allora, abbiamo finito Ah! Si è fondata una nuova... Ah, giusto. Abbiamo finalmente fondato un nuovo stato coloniale in questa zona. Ci hanno rubato i cardinali. Allora, vediamo un po'. Possiamo anche far così. Come chiamarla? Louisiana? Qualcuno proponeva... Io quasi ero propenso a mantenere Louisiana come nome. Invece qualcun altro... Qui non si capisce se c'è uno spazio prima, ma pare di no. Ah sì, invece. E... Louisiana, naturalmente non Lombarda perché sarà l'unica Louisiana. Allora, e... mm, se no, beh, siamo sempre a tempo a modificarli i nomi, eh. Qualcuno proponeva un nome che adesso non ricordo. Piccola Italia, forse. No, non mi ricordo. Ma io penso di chiamarla Louisiana per il momento, poi al massimo facciamo sempre tempo, appunto, a modificare il nome. Se qualcuno aveva delle proposte, possiamo naturalmente... Ah, io avevo qui però un super esercito, che non ricordavo neanche di avere, ok. Allora, qui procediamo nella nostra operazione. Allora, io direi che potremmo far così. Evitare di avere un leader qua. Dire già magari a questi di andare più avanti. Mentre a questi potremmo... Allora, penso che i messicani... No, non hanno ancora un esercito. Non hanno capito che hanno un sacco di volte che gli serve un esercito. Hanno la testa dura. Allora, andiamo... No, volevo dire qua, poi qua e poi qua. Va bene. E con la fondazione della Louisiana... Wow! Ragazzi, ci sono i bizantini. Beh, sì, potrebbe formarsi l'impero bizantino da un momento all'altro, cosa che noi gradiremmo di certo. Ma a parte questo, credo che sia arrivato il momento di, insomma, per noi di chiudere anche questo episodio e di salutarci, quindi alla prossima. Ciao.